Il servizio sarebbe dovuto partire il 1° aprile, ma a forza di ricorsi e ritardi tutto è slittato di 4 mesi. Ma adesso la provincia di Agrigento ha una nuova rete SPRAR dedicata ai richiedenti asilo. La prefettura di Agrigento ha infatti completato le procedure di gara, individuando 15 società, associazioni e cooperative che dovranno farsi carico in diverse strutture collocate in vari comuni della provincia dell'accoglienza e la gestione dei migranti. Le operazioni di aggiudicazione si sono protratte ben oltre quanto era inizialmente previsto a causa di diversi ricorsi da parte dei partecipanti, un'attesa che era stata vissuta con apprensione da comunità come quella siculianese, cioè tra quelle che gioveranno maggiormente di questa nuova rete. Il rapporto sarà un migrante ogni 3 residenti. Proprio a Siculiana si chiedeva da tempo la chiusura del centro di Villa Sicania, adibito da alcuni anni in centro per migranti. In totale i posti a disposizione sono su base provinciale di 1.100 per un costo previsto di 28 milioni di euro per 2 anni, ovvero fino al 2020, salvo proroghe. Non è però automatico che tutti gli stalli previsti siano occupati, stante il significativo calo di sbarchi dell'ultimo anno e mezzo. L'effettiva aggiudicazione della gara avverrà nei prossimi giorni attraverso la firma del RUP del contratto.